uno Vigili del turismo. Scusi Patrizio. Lo sapete. Sai che mi tocca partire con una brutta notizia Dio, stavolta. ma Sì, no, perché? in teoria ho messo come titolo Volare nel clima, ma il vero titolo apocalittico originale sarebbe Viaggiare d'estate presto sarà un incubo, meno passeggeri per aereo e voli in partenza solo nelle ore più fresche. Qual è la notizia? È una ricerca, sempre seria, dell'Università di Reading nel Regno Unito, pubblicato dalla rivista Aerospace, che dice che, in poche parole, col cambiamento climatico c'è sempre più caldo, quindi quando c'è caldo l'aria è molto rarefatta in certe ore e quindi influenza molto le prestazioni degli aerei. Cioè, in poche parole, l'aria che si riscalda molto diventa meno densa e quindi decollare per un aereo diventa complicato e dovranno alleggerire gli aerei, cioè mettere meno passeggeri e soprattutto consumare più carburante, quindi in poche parole costerà di più. Ah no? Bisogna prenderne atto. Sì. Ci sono molti aeroporti anche in Italia che, insomma, dal punto di vista climatico rischiano questo problema. Vabbè. Allora, Sì. però, altra notizia che è stata interessante, il fatto che l'Etna ha eruttato in modo anche molto cospicuo, no? Sì. Questa nube che è Spettacolare. spettacolare. Insomma, e c'erano i turisti che sono scappati via, ma insomma va bene. Ecco, quindi c'è però da pensare a questo. È vero, l'Etna è un luogo bello da vedere, spettacolare da vedere appunto, ma è anche importante, bellissimo dal punto di vista del mito, del racconto. Allora c'è stato qualcuno che ha riscoperto, no? I miti che sono legati appunto all'Etna e quindi la grotta di Polifemo e il mito di Aci e Galatea, e così l'Etna diventa un palcoscenico dove la mitologia classica si vive e si tocca, insomma, no? E quindi l'attrazione non è solo quella di andare a vedere il buco, Sì, esatto. ma È un po' pericoloso. di saperne qualcosa dell'Etna, di godere anche del mito che ci sta attorno all'Etna. Questa è una cosa molto importante. E quindi anche dei patrimoni immateriali della Sicilia, poi alla fine. Fa caldo? Bene, allora immergiamoci a Verona. Ma non immergiamoci nell'Adige, no, qui l'immersione è totalmente diversa. Cominciamo dall'inizio, una coppia di artisti, Siccardi e Longobardi. Siccardi usa la luce e le proiezioni, Longobardi usa la musica, si mettono assieme e mettono in delle situazioni in cui la pittura incontra il teatro, la musica e tutto si avvolge in una experience assolutamente immersiva. Io li ho anche visti, sì, li ho visti modestamente a Parigi, all'Atelier des Lumières, a fare una cosa su Van Gogh bellissima, ma a questo punto invece la rifanno a Verona. Bello! Verona, che grazie a Giulietta è nominata la città dell'amore, quindi fanno una installazione intitolata Un bacio senza tempo, Klimt e Shakespeare in un viaggio immersivo. Dove e quando? Allora, al Teatro Ristori fino a domenica 21 settembre, grazie al contributo della Fondazione Cari Verona. Anch'io sono andata al Teatro Ristori e ci ho fatto il Conto degli Incontri, pensa, ho tutta un'opera, tutta una cosa, ero in mezzo al Ristori, bellissimo. Quindi è bello, no? Ristori è bello, è bello. Certo. Allora, viaggio dentro Picasso, altro viaggio particolare. Immersivo. Perché? Esatto. Non è una battuta, ma è una mostra sull'altro Picasso, il ritorno alle origini, dal 21 giugno al 19 ottobre al Museo Archeologico di Aosta. Sì. È molto importante, bellissimo tra l'altro il Museo Archeologico, quindi bello anche poter andare a vedere. Le opere sono 100 opere che appunto esplorano la storia familiare, diciamo, anche di Picasso. Dai. Io l'ho vista. Davvero? Questa mostra sì, l'ho vista a Malaga e devo dire dove è nato e devo dire che è interessante perché Picasso non ha sempre fatto quelle cose strane, no? Tutte così Guernica eccetera, no,
cioè era descrittivo, era proprio un pittore normale, classico, molto bravo. Ci sono delle opere bellissime dell'inizio. Poi per riuscire a dipingere come un bambino ha dovuto studiare, come diceva lui, ed effettivamente quindi vedere questa evoluzione è estremamente interessante, ti fa capire che cos'è Picasso. Bene, allora tu hai detto che questa mostra appunto dal 21 giugno Sì. al 19 ottobre è al Museo Archeologico di Aosta. Aosta mi fa venire in mente quella volta che ho incontrato Stefano e Rubin, due tipi pazzeschi, vicino ad Aosta, sulla valle. Dai! Posso far vedere il filmato? Come no? Perché mi piace. Stefano, ho provato a scaricare un'app per riconoscere le erbe, però francamente non ci sto capendo niente. Patrizio, lascia perdere, ti faccio io da app. No, ma qui i turisti vengono, prima fanno sentiering, poi fanno funging, alla fine foraging, che è un movimento, una moda, no? La teoria è che ancora si può mangiare e ci si può nutrire di tutto quello che si trova in natura. Quello si può trasformare anche in pratica, eh? Guarda, buttando l'occhio veloce su questo prato, ti faccio vedere già qualche erba. Patrizio, quella che raccogliamo qua adesso è la bistorta. Bistorta? In patois qua della Valle d'Aosta chiamiamo l'enva bu, lingua di bue. E cosa serve? Per fare delle zuppe. Stefano è un gastrobotanico, un cuoco che cucina il territorio. E cos'altro vedi in questo prato dove io non vedo niente? Allora, con occhio selettivo, qua troviamo anche delle foglie di primula, le pasquette. Queste piccole così sono buone da mangiare anche in insalata. Se andiamo un po' più avanti, ecco, guarda qua cosa troviamo. Questo è il timo serpillo, il timo di montagna. È eccezionale fare anche il liquore con questo. Quella che state vedendo in realtà è archeologia sperimentale, perché davvero la Val d'Aosta è un parco archeologico, gastronomico, naturale. Stefano mi sta aiutando a ricostruire la storia, nel senso che qui l'uomo è arrivato ai tempi 6, addirittura 8, 10.000 anni fa, e cosa fa? È l'uomo raccoglitore ancora, cioè si ciba di quello che trova. Ecco, questa è proprio la prima fase, prima dell'uomo allevatore, prima dell'uomo agricoltore. E Stefano in realtà non è un uomo primitivo, no. È uno chef titolato, ha girato il mondo e poi è tornato qui, dove letteralmente ha ritrovato le sue radici, le radici delle piante spontanee che usa per cucinare. Io sono cresciuto qua, questo è il mio background alimentare e secondo me questi sono i prodotti migliori che posso trovare io per fare cucina. Questo territorio per te che significato ha? Per me la vita in montagna è la mia vita. Poi andando in giro per il mondo e sperimentando la cucina mi è proprio venuta voglia di tornare in Valle d'Aosta per valorizzare i prodotti che avevamo, a cominciare dal selvatico, quindi la selvaggina, la raccolta delle erbe selvatiche, all'agricoltura, l'allevamento, tutta la filiera del latte, tutti i prodotti che a vista mia sono di altissima qualità, se fatti nella maniera giusta, portano a uno stile di vita sano. E non è un caso che Stefano lavori qui, dove Ruben alleva le sue capre. Ruben, non sono una capra! Faccio fatica a tenerti dietro qua. Ruben ha deciso di stabilirsi qui e di ristrutturare questo Mayenne, l'antica azienda agricola, a Saint-Marcel di Champremier. La casa era un rudere, le stalle non c'erano, i terreni erano tutti incolti e ora inizia a vedere qualche risultato, dai, dopo 20 anni. E con lui siamo alla seconda fase della ricostruzione storica. Abbiamo visto prima l'uomo raccoglitore e adesso vediamo la fase successiva. L'uomo è arrivato qua, è raccoglitore, poi prima di diventare agricoltore diventa allevatore. Giusto. Il primo animale che ti è venuto in mente di allevare sono state le capre? Sono state le capre. Perché prima la capra? La capra rispetto al bovino è più facile da gestire, è un animale più selvatico, forse per come siamo noi un po' più selvatici che abbiamo scelto di stare un po' ai margini.
Oh, bene, grazie. Bene, bello, anche a Aosta, eccetera, i tuoi personaggi sono sempre belli. E che facciamo? Salutiamo. 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 Appuntamento alla prossima. Ciao, 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 ciao. Ciao.